Standing in a crowded room and I can't see your face. Darling, hold my hand. Oh, won't you hold my hand? 'Cause I don't wanna walk on my own anymore. Won't you understand this? I need you holy. I'm ready for this. So darling, won't you hold my hand? Sempre più brava! Sempre più. Vabbè dai. Basta. Basta che ce lo basta andare veloce con l'opera, però dobbiamo andare a mangiarci una pizza. Oh dai. Chi è che telefono precedente il gioco una pizza? No, eri con me. Adesso sono potuto fare il l'hai fatto con chiama Nelly che ci compleanno. Tutta la partita che hai continuato a commentare il torneo, hai fatto un commento interno del torneo. No, hai continuato a parlare un pochino. Vai long!
Allargati! Vorrei dire che abbiamo quasi vinto qualcosa come portiere troppo. Bravo Sam! Bravo San Willy! Guarda, ci sta parlando, infatti il discorso che ha segnato più volte, abbiamo perso la partita. Allargati qui! Pure io perché tu le sei praticamente muove la dato ed angola la segregazione che angolo ha? Prendi tutto, prendi anche bene l'angolo, fai riferimento a questa casetta che appena vedi quella e al massimo per studiare ed è angolata, tu hai fatto segregazione, non devi filmare perché ho programmato con l'attore di controllo di Treviso che avrei finito alle 6:30, manca poco, quindi vorrei Avrei sbagliato lo stesso. Andiamo a picchiarlo se scusa se Mauro sei Manu? Stai attento. Giorgio, l'hai sentito? L'hai sentito? Ascolta qua, ha detto poi ha alzato la mano. Mi faccio capire, mi fa, ti mando. Sì, hai chi questo? La partita finita ha detto Cicchino ieri rigore. La partita finita ieri rigore. Il regolamento sono per tutti il capo Calmo, Rick, calmo! Aspetta il segno. Perché sei Dippi? Vai su Dippi, vai su Dippi! per i dirigenti e gli accompagnatori almeno. Burger King Burger King se lo basta che non sia per 10. Ma è l'offerta cazzo? A pagare dopo la finale, scolati davanti. Occhio Carra! Tua Carra!
Va bene, Mela, va bene! Torna a casa, torna! Aspetta, che gol questo? Primo giocatore della gara. Paola. Bianca anche i muri del casa. 50 euro di spesa per andare per Allora è diverso. Allora è Sempre noi in piazza, le ragazze seduti fuori, ragazzi. quella volta che è abitato. A proposito di perché sarà no, nel senso che le cose che non ti fai pagare una lezione così. Facevo 4 punti, andavo a ritmare, prendevo di più e anche facevo un po'. No, alla fine prendo 60, cioè io non sapevo che andavo, prendo 60. 50 anche a fine di Ricordo al pubblico presente in tribuna che parla sotto è aperto, finito di qualsiasi fondo alimentare e alcolico. Ma quindi questo tempo è quindi hanno già trovato, siamo 15 anni. Perché c'è un drone? È da lì da sta facendo. Sì, siamo andati a mangiare. Siamo lì. Eccolo lì. Bravo, sei Willy. Prendere 70 euro di costo per 80 km. Un esordio di uno
Oh, l'hai detto? Molti droni per noi. Ricordiamo gli ultimi arrivati che Treviso Paolo simultaneamente è su 2-0 per Treviso. Ho preso una pallina lì, una pallina. Io mi sono preso da bella. Sì, è preso una Non c'è fatto i passi a favore dei difensori per trovare. Anche dorme costante. Anche tutti i io lo conosce quello che non giocava che però insulta le persone su domande stupide minaccia ragazzi però Davide dice qualcosa è stato bellissimo che è stato no, è che pensavo l'avessi fatto il telefono. Sei perché io ne ho 4. Non si sa mai, cazzo. No, allora io. Abbiamo la tuta, tu dici mettiamo questa. C'è quella estiva da Polo e. Corta! Vabbè, che te la spiego. Ragazzi, se va bene con il giorno italiano, no, non so.
un vecchino, pezzo, addirittura c'è anche stanno. Chi è che deve ancora iscriversi alla cena? Cena? Neanche aspettato, non so, magari il 31 maggio. Adesso che dovevo dire quante a luglio. Giorgio dice se dovete stare lì mezz'ora in più all'inizio. Ogni anno Ricordiamo con piacere la tua terra, l'arbitro della giornata della finale, Anna Frazio Pischio, coadiuvata dall'assistente giovanile coadiuvata dall'assistente uno, questa sperato l'assistente chiuso, se non vede che fare la risposta. Uomo, la nostra unica inimitabile, ora finisce il primo tempo, subito 0 per il Treviso. Stai registrando la reading. Questa che cos'è? Una scheda? Una un po' più vecchia di questa. Può averla, potrebbe averla. Che ha il dischetto. Di Italia ce n'erano che avevano un dischetto. Sì, sono più grossi, ma la tecnologia è la stessa. Si possono modificare e mettere con una scheda? Forse o trovi l'adattatore. Devi soltanto ricordare come si chiama il formato più grande, cercarlo e direttamente vai a seguire. Non immaginavo. Se mi sapevo tutte ste robe fatte da una volta. Non so cazzo cosa fare, non avevo faremo questa l'adattatore per lo se mi ricordo una foto che io una volta anche avanti. questo formato qua si chiama SD. La micro è questa qua. Tu devi chiedere quello che è questo. Se non bisognerà comprarli un poco Sì, la lettura. E bene o male più o meno esistono per tutti. Però mai il micro CD è lo standard che mai producono. Mi fanno la 16, 32, 64 fino a 134. L'unica seccatura è che potrebbe essere che ti si prendono un formato particolare tipo da 16 giga, 32, non so se adesso praticamente arriva questa scheda. Sai che mai che vada devi comprare un micro SD delle stesse dimensioni, perché se magari è più grande non esiste più l'esperienza bene. quindi si può avere sul gioco Entra a mano a lui, bomber
Stavo a fare una battuta, mica non si fa, una battuta. Il Padova ritorna al pareggio 1-1. Padova 1, Serena 1, Pizza. Partita pesantissima, bellissima. È un piacere picchiarla. Attenzione, numero. Ricordo a Daniele Mori Monaco che ora mi fanno la sfida del 0, ma nulla utile di questo Luviso! Altra cosa che volevo Cambio di programma! Treviso decide di cambiare le carte in tavola, gioca l'assi di bastoni! 2-1! 2 Treviso, 1 Padova, attenzione! Il Padova comunque continua a mangiare le carecce del Treviso! Carecce sono queste! No, signor Piccoli, giusto Caizze. Da qui dai, sento l'alcolico seguendo un buon lezione, grazie. Spoilerata dalla tribuna, Mario Sghibri ha deciso per ora 8,60. Non mi ricordo, 8,60. Non ci sbilanciamo, noi diciamo spoilerata, arrivata come un subito. Mi dicono però gli assistenti 860 hanno fatto 870. 70 perché l'assente la partita. Dalla montagna l'assente. A giro! Gira, spazza via. Vai! €1 del parcheggio!
invito a tutte le persone che nella giornata del 2 maggio hanno deciso di venire qui, nella provincia di Treviso, per assistere a questo torneo memorabile in memoria di Gianni Martini. L'invito è che sia Camarada che vedeva come un pazzo. Cambio! Chi è uscito? L'11 che è entrato lo scafista signori, dove va con gli altri? Ma sarà che sono del parte, ma dopo questa abolizione Anna Franza si merita, Presidente, l'8,80 dai, l'8,80 li vogliamo, 8,80. No, le fare le cose del video. Attenzione, il candidato della partita. Attenzione, si lascia il 3-1 per il Treviso. 3 Treviso, 1 Padova. Andiamo al cambio. Esce il numero 4 Davide Spris. Rizzato, entra il numero 20, il nostro unico e inimitabile uomo kebab, Francis Amon della Iabrino. Francis, per non rigassi che volte via. Ricordiamo che il Treviso non ha mai vinto un nuove partite, quindi vede un abbaglio di speranza. Io sono Ascaro, non mi piacciono queste robe. 3-1, il Padova comunque cerca
il 3-2 e il 3-3 per andare ai rigori o comunque anche un 4-3. Nel frattempo sono le 3-1 per il Treviso. Ragazzi, andiamo noi. Ciao Zigro. Oh, ma sei vicino per lui. Non è venuto spontaneo. Numero 0. Treviso si distribuisce il numero 6, mentre il numero Borsato è il numero di 2. Usati. Questo lo so. Come mai non lo con la musica? Sostituzione per l'Aia Treviso, lascia il campo tra le ovazioni del pubblico il numero 1, Sano, il numero di Cordella, al suo posto con il numero 21, il nostro povero Gramo, perché povero Gramo, Andrea Tasca, figlio d'arte di lei, anzi fratello d'arte.
I tre sindaci o rappresentanti dei tre comuni sono pregati di venire giù sul parterre. Vuoi chiusare? Cosa sente? Passa. Pericoloso il Treviso ancora una volta con il numero 10. Bravo il portiere del Padova. Viene in calcio d'angolo lo scaffista Xavo Endri. Provato il filo dalla lunga distanza, non c'è riuscito.
Treviso è vincitore e Spugna, Padova. Allora vorrei ricordare alle squadre per play, Padova e Treviso al centrocampo. Padova cortesemente saluto per lei. Saluta sempre. Poi abito vicino a me. Invito la terna, la continuazione rosa per utilizzarla anche qui. Anche Treviso, prendete qua. Treviso qua. Padova anche, vi prego di raggiungerli. Usai? Basta. Forza ragazzi, avvicinatevi. Ho un pallone, sì, sono senza voce. Posto così, grazie. No, più avanti, dietro. Vieni qua davanti a me. Treviso, la terra e Padova. Ti voglio venire davanti. No, qua, avvicinatevi, più vicini. Qua, ragazzi, qua, dove vedo la barriera, qua. No, io non vedo per la casa. No. Presidente, anzi, allenatore, e scarpe non caso di sale però. No. Allora, chiedo un attimo di silenzio. Vogliamo ricordare Gianni. Chiara, vieni con me. Sono 10 anni che Gianni è scomparso. Io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, molti qui hanno avuto questa fortuna, io purtroppo no.
Una cosa mi è stata detta da tanti della sezione: Gianni non chiamava gli arbitri di Treviso, Gianni chiamava i miei arbitri, perché Gianni si sentiva cuore, anima e polso di questa sezione. Io sono sicuro che Gianni oggi sarebbe qui con noi, sarebbe a godersi questo momento di festa, sarebbe a ridere, a bere e a mangiare con noi. Gianni appunto ci chiamava i suoi arbitri, siamo tutti suoi arbitri, che veniamo da Padova, da Belluno, da Bassano, da Treviso. Siamo più o meno tutti figli suoi, chiamiamoli, perché Gianni ci metteva il cuore e la passione. Gianni ci ha lasciato un messaggio: qualunque cosa fate, metteteci passione. Ce l'avete messa tutti oggi, da Treviso che ha organizzato, da Padova, da Treviso, da tutte le sezioni che ho dietro di me, che hanno giocato questo torneo, per la quinta edizione si è svolto. Io vorrei un grosso applauso per Gianni. E senza di lui non saremmo qui. Senza di lui la nostra sezione, e parlo per Treviso, sarebbe un po' più povera. La nostra sezione non sarebbe quello che è. Noi, come mi ricordo qui di Corello Veneto, siamo una grande famiglia, ci impegniamo ogni domenica nei campi e ogni tanto ci piace fare qualche torneo così. E come Gianni avrebbe voluto, perché comunque la passione è quello che muoveva Gianni. Lo dico anche da suo compaesano, perché ho scoperto che era un mio compaesano. Abitavamo in una frazione più piccola. Adesso passo la parola alla Chiara, che è sua figlia, e 2 parole Chiara, giusto, dopodiché passiamo al resto. Siete riusciti a farmi rimanere senza parole, viste le precedenti occasioni, non è facile, ecco. È stata una bellissima giornata di sport, veramente una giornata con il sole sopra e in campo. La prima volta in cui io la vivo dal di dentro e mi sento veramente parte. Adesso, cioè, se prima mi sentivo parte di questa famiglia, ora ne sono a tutti gli effetti parte e devo dire che siete meravigliosi tutti comunque. Felicissimo perché io lo so, lo sento e mi sa che è qui con noi, ecco, scusate il discorso un po', però sono sicura che lui sia qui con noi e ride sotto i baffi come chi l'ha conosciuto sapeva che avrebbe fatto in queste occasioni. Molto timido, poche parole, però sempre presente. Grazie a tutti. Passo la parola adesso al presidente della sezione di Treviso, Claudio Zoretti. Io poche parole, ringrazio tutte le sezioni che hanno partecipato. Per noi il 10° anno era un evento molto particolare e siamo veramente contenti di come è andato. Ringrazio Lia Piave che ci ha concesso i campi, ringrazio le amministrazioni che hanno patrocinato questa manifestazione e che ci hanno permesso di fare tutto questo. Detto questo, io posso solo dirvi che ha vinto lo sport, abbiamo vinto noi, c'è stato qualcosa che si poteva evitare, ma fa parte del gioco. Quindi grazie a tutti, grazie a 6 minuti e arrivederci tra 2 anni. Grazie. Adesso passiamo la parola alla società, al presidente della società che già ho ospitato, il signor Ongaro Silvano, presidente dell'Ia Piave. Buonasera a tutti voi. Quando ho sentito in memoria di Gianni e ho visto la figlia, mi sono venuti i brividi. Chi ha fatto dello sport e lo fa lo sport per passione sa quanta passione ci mettiamo e cosa vuol dire vivere una giornata come questa. Sono orgoglioso e onorato di avere gli ospiti nei nostri campi, ringrazio le amministrazioni che danno l'opportunità di avere questi impianti. A tutti voi in bocca al lupo, so che inizierà un'altra 19-20, siete gli arbitri. Io dico sempre che si può vincere, si può perdere, si può anche sbagliare. Sbagliamo sempre in buona fede, tutti voi, per cui a voi un grazie per esserci, perché se non ci foste il calcio non esisterebbe. Grazie e buona domenica. Presidente
Presidente la omaggiamo con il nostro verdetto, simbolo della nostra sezione. Grazie mille Presidente. Ora chiamo alla parola l'assessore di San Polo, il signor Biancolini Fabio. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere presentato qui al Memoriale di Gianni e ringrazio Claudio che è il nostro comandante dei Vigili, che ha organizzato questo torneo qui da noi. Noi siamo onorati di avervi ospitato e praticamente avete fatto tutto voi perché avete giocato. Il nostro presidente Elia Piave vi ha dato l'ok per l'acquisizione del chiaro di Piave nel nostro campo. Noi abbiamo fatto poco, abbiamo messo un singolo letto. Comunque vi ringrazio per avermi invitato, sono veramente onorato che ha vinto lo sport. Grazie. Così, anche per lei che ha detto il simbolo della nostra sezione. Chiamo adesso alla parola l'assessore di Cimadolmo, la signora Casonato Mariana. Io vi ringrazio per la bellissima giornata, è stata una grande giornata e soprattutto io dico che questo è il campo di quello che è lo sport, come deve essere. Mi raccomando, continuate così. Grazie. Anche a lei come Presidente di Napoli, simbolo della nostra sezione. 92 anni di storia quest'anno, ci avviciniamo sempre di più al 100°. Adesso chiamo la parola il sindaco di Ormelle, il signor Giangabrè Sebastiano. Semplicemente grazie per aver giocato e aver valorizzato ancora una volta i nostri territori. Ho visto che è stato fatto abbondante uso di prosecco, continuate. Anche per noi sindaco il nostro bel riconoscimento di questa giornata, un ringraziamento vero e sincero per quanto avete fatto per noi oggi. Adesso tocca al CRA, quindi giocatevela a palla piccole, decido che palla piccoli. Ciao a tutti, rinnovo i saluti di mio Tommaso, Presidente regionale, a tutti i Presidenti di sezione presenti oggi e a tutti voi associati che siete stati qui con noi in questo momento di condivisione e divertimento. Complimenti alla sezione di Treviso per l'ottima organizzazione. Sindaco Prosecco è il simbolo ormai, questa associazione è il comitato regionale. Comunque il bello di questi momenti che portano in alto i valori dell'associazione, qua abbiamo anche Giancarlo Pirinelli in rappresentanza dell'area centrale, di divertimento e comunque il rispetto dei valori, di stare assieme. Noi siamo arbitri sia in campo sia fuori dal terreno di gioco e anche qua in queste attività sportive, come oggi avete dimostrato di fare. Complimenti ancora e continuate a divertirvi come fate. Grazie. C'è un piccolo presente per il componente piccoli, una magnum di prosecco della nostra azienda agricola di fiducia e un tecnico baro di asparagi. Anche per il componente Mario Schembri, che non sbaglio, con la C, non importa, te la meriti lo stesso. Una bottiglia della nostra cantina Paoloncini, sponsor di fiducia, e un baro di asparagi, simbolo di Cimalongo e di Inghilterra. Adesso diamo la parola al componente nazionale Giancarlo Pirinelli. Grazie, velocissimo. Un saluto innanzitutto da parte dell'associazione e del suo presidente che ha voluto che ci fossi qui con voi in questo pomeriggio. Un saluto alle amministrazioni comunali che ci hanno ospitato, al presidente della società sportiva di Piave. Ecco, questi sono i nostri arbitri. Oggi ci sono stati 200 ragazzi che da tutto il Veneto, dopo aver passato tutte le domeniche ad arbitrare, sono venuti per passione. Il comune denominatore di questa giornata c'è nel motto di questo torneo: qualunque cosa facciamola con passione. E noi lo facciamo veramente, lo facciamo ogni domenica, arbitriamo meglio di come giochiamo, rassicuriamo il presidente della mia Piave. Ci piace il calcio, ma siccome non siamo bravi a giocare
facciamo gli arbitri, li facciamo bene come le 3 ragazze che hanno brillantemente portato avanti questa partita, come le squadre di tutte le altre 11 sezioni che hanno partecipato a questo torneo. Dopo un campionato che ci ha impegnato tutti, ci ritroviamo a far festa. L'abbiamo fatta e di questo dobbiamo dire grazie di cuore a Gianni, a sua figlia e a chi porta avanti questo messaggio, la passione. Effettivamente noi magari mugugniamo perché è faticoso muoverci questo, però dopo quando ci dicono andiamo a Cimadolmo, a Ormelle o a San Polo perché Zuanetti, tutti andiamo e stiamo qui e abbiamo piacere di esserci perché questa passione è più forte di qualsiasi altro tipo di nostro ragionamento. Un bravo a chi ha vinto, Treviso, che finalmente porta a casa il premio intitolato a Gianni, un bravissimo a Padova che ha fatto una grande partita, a tutte le altre 11 sezioni, perché come dico sempre l'Associazione Italiana Arbitri è grande e in questa associazione il Veneto è una parte importante di storia della nostra associazione. Grazie a Zuanetti, grazie alla sezione di Treviso di averci dato questa. Siamo qui componente un attimo, Carlo, anche per lei un omaggio alla nostra bottiglia di Magnum e il nostro paro di Asparagi di gergo tecnico. Prima di passare alle premiazioni vorrei chiamare qui tra me gli arbitri di Treviso che si sono adoperati per la riuscita di questo torneo. Ragazzi, venite qua. Senza di loro questo torneo non c'era. Senza di loro, senza della sezione di Treviso, questi ragazzi che sono 2 mesi, l'unica cosa fa che siete più di quelli. Questi ragazzi, tutta la sezione si è dotata, sono 2 mesi che ci stiamo dietro per questo torneo, quindi un doveroso grazie va anche a loro. Senza di questo nessuno sarebbe qua e Gianni non ne sarebbe felice. Quindi un altro applauso a Treviso che si è sbattuta come tecnico per questo torneo. Per campi da organizzare non sono una cosa facile. Bene, ora passo la parola al mio amico, nonché compagno di questa giornata, che comincerà le premiazioni, quindi andiamo a cominciare a premiare. Perché emozione? Chiamiamo Gianni Cervellini per le premiazioni della 4ª regionale. Con Gianni Cervellini premiamo il 4º uomo, Chiara Martini. Continuiamo con le premiazioni, chiamiamo qui con noi Piccoli Giacomo che premia l'assistente numero 2 che da Rovinto. Aspetta, posso scrivere. Ora chiedo di venire con me a premiare il signor Schema Mario, componente del CRA, lo dico giusto così, che premia la A1 Alessia Cerrato. E adesso il componente per lo premia l'unica donna di Schio che è venuta a trovare stamattina, la Anna Frazza, l'arbitro della finale. Adesso, come sul suggerimento dei nostri fotografi ufficiali, mi sposto di là e ricevo la parola a Simone Daminato che mi ha accompagnato per tutta la giornata per la Coppa Disciplina. Coppa Disciplina. Chiamiamo Claudio Zuanetti, presidente delle Piave Ongaro Silvano per la Coppa Disciplina.
ungaro. Ma scusa, ungaro o museo ungaro? Chiamiamo la sezione di Sandona. Continuiamo con le premiazioni, chiamiamo qui con noi il piccolo Giacomo e l'assessore del Cemodormo Casonato Mariana per il terzo classificato, la sezione di Magliarvici Castelfranco Veneto. Ricordate a Tosello che questa non è una facoltà di infermieristica dove io e Bob Tosello siamo ormai commilitoni, compagni di guerra, dove viene venerdì. Che sbozzo? Allora, signore e signori, il quinto torneo Gianni